Un importante incontro programmatico si è svolto tra i soci del Consorzio Turistico Valle dei Templi, un'iniziativa molto importante e abbastanza scontata, ma rimane fondamentale per rinsaldare i rapporti tra i soci e conoscere il servizio che il Consorzio Turistico Valle dei Templi offre in seno alla filiera turistica nella sua completezza. Ai lavori hanno presentato il presidente e l'autorità invitate a intervenire, come il sindaco Miccichè e l'assessore al ramo Picarella. Ognuno degli operatori, nel suo tempo stabilito, ha avuto modo di presentare la propria struttura e i servizi turistici offerti. La conclusione dei lavori è stata affidata al presidente del Consorzio Turistico Valle dei Templi, Emanuele Farrugia. Il Consorzio Turistico Valle dei Templi oggi chiede una mano alle istituzioni. In che modo il Comune pensa di poter collaborare al rilancio del turismo? Ma intanto la presenza è fondamentale in questa tipologia di incontri, perché così in un momento storico come quello che stiamo vivendo, quindi di ripartenza delle attività economiche della città di Agrigento, il fatto che ci siano le istituzioni e siano presenti ad ascoltare e a cercare di coordinare tutte le attività che naturalmente le imprese richiedono, credo che sia un fatto assolutamente fondamentale. Quello che il Comune può fare è cercare di facilitare quelli che sono i processi naturalmente di impresa, quelli che naturalmente queste tipologie di attività, quelle presenti del Consorzio Turistico Valle dei Templi, stanno realizzando e nella quale si promuovono ai mercati, e quindi noi dobbiamo cercare, è il nostro obbligo cercare in tutti i modi di dar voce a queste attività, a questo consorzio, per far sì che le imprese del territorio siano presenti appunto nel mercato turistico, soprattutto cercando di fare il massimo del reddito. Noi stiamo portando avanti una linea, oggi è il Consorzio Day, la linea di conoscerci per offrire al mercato turistico il meglio delle nostre strutture. Abbiamo alberghi, ristoranti, rappresentiamo tutta la filiera, agenzie di viaggio, tour operator, agenzie di servizi, per cui stiamo lavorando affinché tutti i soci si conoscano. Tutti conosciamo le strutture presenti all'interno del consorzio. Oggi siamo al Doric Bed, una struttura bellissima, vedete alle mie spalle il Tempio di Giunone, che non tutti conoscono e conoscevano, e quindi oggi qui un'occasione per conoscere questa struttura, il proprietario che è un nostro nuovo socio, e insieme iniziare un percorso di programmazione del turismo per la città di Agrigento e non solo. Lei, il Presidente, ha lanciato un grido di allarme rivolto alle istituzioni. Cosa vi aspettate? Ma noi ci aspettiamo che ci sia molta più sensibilità. Ringrazio il Sindaco per essere venuto e l'assessore Picarella, ma vogliamo far presente che nel turismo ci sono dei tempi che vanno rispettati. Oggi è il 15 di giugno e ancora tante cose devono partire, ancora tante iniziative ci devono essere, vogliamo pensare al futuro, le prossime borse, le prossime occasioni in presenza. Vogliamo che la gente conosca quello che offre la città di Agrigento, il suo territorio, il suo centro storico, la sua provincia, tutto quello che gira intorno a questa meravigliosa Valle dei Templi. Per cui noi oggi ripeto, ci riuniamo sia per conoscerci tra noi e socializzare tra i soci del consorzio, ma nello stesso tempo per programmare il futuro di questa città. Come sono gli eventi estivi che sono stati programmati? Ma ci sono tantissimi eventi, ci sono il primo di Aldo Cazzullo con Sebastiano Lo Monaco, ci stanno chiamando da tutta Italia, e questa la valle che vogliamo, la gente che viene da fuori, che ci chiama per gli eventi, quindi eventi importanti che possono richiamare pubblico da tutta la parte d'Italia. Poi ci saranno le albe che ormai sono consolidate, sono uno spettacolo consolidato che fa dei numeri straordinari, ce ne saranno tantissime, ma seguiranno una serie di eventi anche a Piano San Gregorio, il concerto Hellenic che porterà qui ragazzi da tutta Italia, ma Mogol sarà alla Valle dei Templi a farci risentire le dolci note e musiche di Lucio Battisti, per cui ci saranno occasioni per ricevere e accogliere al meglio
meglio, ecco, le persone che ci auguriamo vengano in questa straordinaria città.